Sono in partenza i cavalli della quinta corsa, una corsa di ippica nazionale riservata a cavalli anziani di categoria G, una prova per 10 soggetti. 1 Abramo Petral, 2 Zippo, 3 Zeusbaldo, 4 Tigone Jet, 5 Solimano, 6 My Love Zen. In seconda fila 7 Asperule RL, 8 Zelt Vega S, 9 Ussero Egral, 10 Zea. L'allineamento si va a completare, favoriti sono Solimano, Zippo, Asperule RL e Ussaro Egral, questi i 4 più seguiti al gioco e anche quelli che sembrano avere la carta migliore. Si va in partenza con il tentativo da parte di My Love Zen di passare dal 6, ma galoppa, e allora è Solimano che cerca di portarsi su Tigone Jet, numero 6, mentre galoppa Zippo a imboccare la prima curva. Passa allora Solimano nei confronti di Tigone Jet, 2, Zippo, poi Abramo Petral, ancora Ussaro Egral filtrato quarto alla corda, prova ad avanzare al largo Zeus Baldo. In sesta posizione c'è il 10 di Zea avanti ad Asperula RL che prova a spostare al largo. Solimano in vantaggio, completa i primi 400 metri in 31 con a destra Zeus Baldo, in pariglia Ussaro Egral che anticipa la risalita di Asperula RL, si porta secondo al largo dopo i 600 metri da parte di Solimano passati in 45,5. Continua svelto il leader che non ammette interferenze. Zeus Baldo all'esterno ha compito molto arduo perché si viaggia sul piede dell'1,16 scarso e Ussaro Egral fa la seconda pariglia, mentre in terza posizione esterna c'è Asperula RL, galoppa 3, e si toglie Zeus Baldo squalificato. allora dopo mezzo miglio passato in 1 minuto e 8 decimi Ussaro Egral che si trova allo scoperto, in pariglia Asperula RL, prova a muoversi dalle retrovie anche Zelt Vega S, il chilometro del leader in 1,16,7 con una frazione lenta sulla curva, arriva Ussaro Egral che dà un altro attacco a Solimano il quale sembra in difficoltà, passa Ussaro Egral, arriva all'esterno Asperula RL, la dritta opposta alle tribune passata in 15,1, Ussaro in vantaggio, Asperula che prova ad arrivare, poi ancora Tigone Jet che cerca di muoversi in anticipo su Zea che sta provando a fare l'arrivo, in vantaggio Ussaro Egral, soffre sulla curva Asperula RL che deve finire di trottare la curva per poi rilanciarsi in dritta, 14,5 la curva, è in vantaggio Ussaro Egral e se n'è andato da Asperula che prova a tornare sul passo, ma Ussaro Egral ormai ha guadagnato margine importante. Ussaro Egral viene a vincere facile nei confronti di Asperula RL, per il terzo ancora Zea a finire avanti a Zelzega S, Tigone Jet finiti vicini, 28,8 la chiusa. Il successo di Sandro Miraglia e di Ussaro Egral che portano a casa il primo piano. Training di Nicola Bortolotti, colori del signor Guido Mezzetti. Il successo per l'8 anni da Chirone Dei che dopo percorso in pariglia passa all'attacco su Solimano, sfila all'appoggio su uno stanco avversario e poi controlla tutti i tentativi di Asperula RL, vince facile allora Ussaro Egral con Sandro Miraglia.